L'America ha una nuova superstar, Anselm Kiefer. La presentazione della sua retrospettiva a Chicago è già stata acclamata come l'evento artistico dell'anno. Un simposio internazionale su Kiefer non ha fatto che accrescere il successo a Los Angeles e ora tocca al MoMA di New York conferirgli la massima onorificenza. La mostra comprende 85 opere tra dipinti, libri e disegni. Palette mit Flügeln, tavolozza con ali, 1985. Un simbolo di liberazione che richiama il greco Icaro e Wieland il Fabbro, il pericoloso mago della leggenda nordica. Una sala d'onore sul modello dell'illustre architettura nazista, come la Cancelleria del Reich di Albert Speer. Se per i suoi concittadini tedeschi Kiefer tocca spesso tasti troppo dolenti, all'estero viene accolto come un intrepido artista che infrange i tabù. Sembra che la Germania abbia difficoltà a rapportarsi con un artista che vuole affrontarne il passato. E stiamo parlando di un artista che prova ad utilizzare le proprie opere per riuscire a trovare la forza di affrontarlo. È molto più facile soccombere totalmente al pathos e alla magia di questo dipinto piuttosto che osservarlo in modo distaccato. Kiefer ha rivisitato, spesso in modo straziante, la pittura paesaggistica. Non è per niente facile dipingere un paesaggio se sopra ci è passato un carro armato.